La sera del 9 agosto ad Altivole, armati di 2 coltelli e con il volto travisato, erano entrati in casa di una coppia di 81enni, Giuseppe e Dina Dalbello, terrorizzandoli e portando via loro i risparmi, 4.000 euro che tenevano in camera da letto. I carabinieri della compagnia di Castelfranco, con l'ausilio tecnico del RIS di Parma, sono arrivati a individuare e catturare i presunti autori della rapina, una banda di trasfertisti albanesi imbeccati da un basista trevigiano, un quarantenne residente nella Castellana che conosceva da vicino la famiglia. 3 le custodie cautelari emesse dal GIP per rapina aggravata in abitazione e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il trevigiano è stato arrestato, mentre uno degli albanesi è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Vasto, in provincia di Chieti, dove è attualmente detenuto per ricettazione. Un altro albanese risulta irreperibile, un quarto è al momento solamente denunciato. Il rinvenimento dell'autovettura con talga albanese è stato fondamentale per indirizzare fin da subito le indagini. Quindi grazie a un tempestivo intervento di varie pattuglie che stavano operando nel territorio è stato possibile ritrovare l'autovettura e da lì valorizzare quelli che sono stati gli elementi rinvenuti all'interno, che poi hanno portato all'identificazione degli autori. È stato tracciando il percorso compiuto dalla Mercedes classe E che gli investigatori hanno scoperto che la banda era partita al mattino da Caserta, raggiungendo la provincia di Padova, dove, come si vede nel video, aveva acquistato arnesi e indumenti utilizzati nella serata per compiere l'irruzione nella casa di Via Piave, dove sono andati a colpo sicuro grazie alle informazioni del basista, che avrebbe agito perché indebitato. Essendo entrato in rapporto di conoscenza con persone vicine alle vittime, aveva avuto modo di accertare la disponibilità del denaro che poi è stato sottratto. Denaro che poi i 4 si sarebbero spartiti. L'episodio aveva destato grande impressione non solo nella comunità di Altivole. La risposta delle forze dell'ordine è prontamente arrivata. Essere aggrediti all'interno delle mura domestiche rientra tra i casi che danno più preoccupazione. Proprio per questo l'impegno dei carabinieri della provincia di Treviso è massimo in questo senso, in questo settore particolare anche delle indagini.